Buonasera e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Spari e salve durante una dimostrazione dei vigili urbani in una scuola elementare di Palermo e polemica sulla presenza di pistole davanti ai più piccoli. Neonata muore dopo il parto all'ospedale Garibaldi di Catania. La piccola era nata dopo 24 ore di travaglio. L'avvocato dei genitori: perché si sono accaniti nell'aspettare? A Piazza Armerina i funerali di Larimar, la quindicenne trovata morta una settimana fa dopo una lite a scuola. La nostra sorellina avrà giustizia, l'ha ricordata così il vescovo Gisana. Morte di Margaret, lo studio medico di Roma era privo di autorizzazione sanitaria. Anche il presidente della regione Lazio interviene sul caso della giovane siciliana morta durante un intervento al naso. Maltempo, Giarre riposto, contano i danni dell'alluvione, si punta il dito contro la cementificazione. Il sindaco Cantarella: la natura si riappropria dei suoi spazi. A Caltanissetta ci sarà un nuovo processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di Via D'Amelio. Rinviati a giudizio 4 agenti di polizia. A Gela il maestro Uto Ughi ha incantato i giovani delle scuole medie e superiori con la musica del suo violino e la sua passione. E polemica su un'esercitazione dei vigili urbani in una scuola primaria di Palermo. Gli agenti hanno anche esploso dei colpi di pistola a salve davanti a bimbi piccolissimi. Sentiamo Marco Gullà. Fermo, polizia! Colpi di pistola, grida e qualche pianto. Sembra una scena reale, ma per fortuna non lo è. È la dimostrazione dei vigili urbani avvenuta qualche giorno fa all'Istituto Comprensivo Statale Rita Borsellino di Palermo, nel corso della quale sono stati esplosi dei colpi di pistola a salve davanti ai bambini che frequentano le classi della scuola dell'infanzia e della primaria. Gli agenti della municipale, impegnati in un progetto sull'educazione e la sicurezza stradale, hanno simulato l'arresto di una persona con l'ausilio di un cane e delle armi in dotazione. Scene forti, non adatte sicuramente a bambini. È certamente gravissimo che delle armi siano entrate all'interno di una scuola. È ancora più grave che siano state introdotte dalla polizia municipale e che la scuola non si sia accorta in tempo che i bambini e le bambine avrebbero assistito ad una simulazione attraverso l'uso delle armi. Però molto importante che attraverso quello che è accaduto ieri abbiamo stabilito un principio condiviso sia dalla scuola sia dal comandante della polizia municipale, e che mai più verranno fatte delle simulazioni utilizzando le armi all'interno delle scuole. Sarebbe stato meglio e più giusto non farla, a prescindere dall'autorizzazione, ha sottolineato il comandante dei vigili urbani Coluccello. È necessario, ha aggiunto, doveroso e indispensabile tutelare tutte le sensibilità, principalmente quelle dei bambini. Una neonata è morta ieri subito dopo il parto nell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. La piccola è deceduta nel reparto di ostetricia e ginecologia e la mamma è finita in terapia intensiva. Il marito ha presentato un esposto denuncia e la magistratura ha disposto il sequestro della salma e l'acquisizione della cartella clinica. Al momento della nascita, avvenuta naturalmente a completamento della gestazione, la bimba non appariva in buone condizioni ed è stata trasferita nella culla termica dove è morta. La gravidanza, ha detto il legale della famiglia, era andata bene, la piccola non era prematura e non capiamo perché il personale medico si sia accanito nell'attendere per 24 ore un parto naturale invece di pensare ad una soluzione alternativa. I genitori sono entrambi professionisti nel campo sanitario. Questo pomeriggio i funerali di Larimar, la quindicenne trovata impiccata una settimana fa a Piazza Armerina dopo una lite a scuola. La nostra sorellina l'ha ricordata il vescovo Gisana. Sentiamo Orazio Longo. Una bara bianca con sopra tanti fiori colorati, al lato un pallone di pallavolo, lo sport che praticava, in piedi poco più in là le compagne di squadra, davanti un orsacchiotto bianco, la chiesa è gremita, l'organo suona, un grande cero è acceso davanti al fercolo, da un lato della chiesa la famiglia distrutta dal dolore, il sindaco in prima fila con la fascia tricolore. Così se n'è andata Larimar, la quindicenne di Piazza Armerina, trovata impiccata una settimana fa accanto a un albero del giardino di casa. In queste immagini del funerale girate da Alessio Dalù per conto della Basilica Cattedrale Maria Santissima delle Vittorie.
La nostra sorellina Larimar, dice il vescovo Rosario Gisana, iniziando la funzione religiosa. Dal Vangelo secondo Marco, il Salmo 22, a raccontare la passione di Gesù. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Se la vita finisce con la morte, l'esistenza continua. La morte di Larimar ci affligge, ci abbatte, ma la sua vita è dentro l'esistenza. Meravigliosa anima, la ricordano le compagne della polisportiva di pallavolo, che chiedono il silenzio, che non venga puntato il dito, che non venga più detta una parola di troppo e che venga perpetuato il ricordo di Larimar all'infinito, luminosa com'era. La dirigente scolastica e i compagni di classe, un dolore che ci spezza il cuore. La perdita di Larimar ci impone una riflessione profonda sulla necessità di creare ambienti in cui ognuno possa sentirsi al sicuro, tendere la mano a chi ci sta vicino, ascoltare, aprirci. La sorella: ti ricorderò sempre e avrai giustizia per ciò che ti hanno fatto. Il tuo fratellone ti promette che avrai giustizia, le parole del fratello. Se qualcuno sa, parli. E mentre il corteo si avvia sul fronte delle indagini, la legale della famiglia ha incontrato il procuratore per i minori di Caltanissetta, un colloquio disteso, ha detto l'avvocato, che conferma che lavoreremo entrambi per la ricerca comune della verità e giustizia. Anche la procura di Caltanissetta è aperta ad ogni ipotesi a fronte della denuncia della madre, che non crede alla tesi del suicidio. Veniamo ad un'altra tragedia. Lo studio medico di Roma non era autorizzato. Anche il presidente della Regione Lazio interviene sul caso di Margaret, la giovane siciliana morta durante un intervento per rifarsi il naso nella capitale. Roberta Lunghi. Lo studio del medico dove è stata operata Margaret Spada non risulta autorizzato per attività procedurali, è quanto comunica il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca. La 22enne di Lentini è morta al Sant'Eugenio di Roma dopo aver effettuato l'anestesia locale per un intervento di rinoplastica nell'ambulatorio di un centro medico della capitale in zona Eur. Queste sono le informazioni che ho assunto in via sommaria. Gli uffici stanno approfondendo, afferma Rocca a margine di una conferenza al Sant'Andrea, e aggiunge: queste cose sono una vergogna. I medici per primi sanno che l'autorizzazione sanitaria serve per poter svolgere una qualsiasi attività sanitaria di carattere privato. Sono requisiti minimi essenziali per la salute della gente. Il fatto che non sia stato trovato alcun documento, cartella clinica, consenso informato né registrazione relativi all'intervento potrebbe portare a un approfondimento investigativo che rischia di aggravare la posizione dei due medici, Marco Antonio e Marco Procopio, accusati al momento di omicidio colposo. Dalle dichiarazioni del fidanzato di Margaret emergerebbe anche un quadro di approssimazione a partire da un pasto consumato dalla ragazza prima dell'intervento, un panino e una bibita analcolica, perché non aveva ricevuto indicazioni di presentarsi a digiuno nello studio. E poi c'è il brevissimo video che Salvo avrebbe girato negli istanti in cui la fidanzata si è sentita male. Ha intuito che fosse importante testimoniare in immagini quel momento. Mi hanno cacciato da lì, ha dichiarato il giovane, che quella bellissima ragazza con il pallino di un naso che non giudicava perfetto avrebbe dovuto sposare a dicembre. Già riposto, contano i danni dell'alluvione dei giorni scorsi e riemergono vecchi e nuovi problemi. Si punta il dito in particolare contro la cementificazione di alcuni torrenti. Tonino De Mano. Le strade trasformate in fiumi, una sorta di ribellione della natura che vuole riprendersi i suoi spazi. Dopo la siccità si attendeva la pioggia, ma tra Giarre e riposto ne è caduta talmente tanta da maledirla. Altarello è in ginocchio e fatica a rialzarsi dopo l'alluvione che ha seminato terrore e distruzione. Strade sventrate, sembra una zona di guerra. In realtà queste sono le voragini lasciate in eredità da una bomba, sì, ma d'acqua. È deserta la piazzetta di Altarello dove questo signore si aggira smarrito, quasi incredulo. Questo che io sono casa 74 anni a Taredo, da quando sono nato, e una cosa del genere non l'avevo visto. Un guardone che io ci giocavo quando era veloce e batteva, acchianavamo e scendiamo. Era molto più basso. Pure non a parare, ma almeno 1,5 metri sicuro. Una comunità che si interroga e punta il dito contro la cementificazione. Io dico che non dipende dai cambiamenti climatici, va bene che siamo tropicalizzati, ma dipende tanto dalla mano dell'uomo, perché dove un tempo c'era il letto di un fiume, di un torrente, la foce eccetera, oggi c'è la costruzione selvaggia. Io insegno qua ad Altarello. Cosa ha raccontato ai ragazzi, agli studenti? I bambini hanno vissuto in prima persona
tutta questa situazione, per cui sono stati loro a raccontarci le loro esperienze. Decine gli interventi dei vigili del fuoco e non mancano le polemiche sullo stato dei torrenti ricoperti, quasi nascosti e poi scoperti ad esondazioni avvenute. Al confine tra Giarre e Riposto scorre, si fa per dire, il torrente Babbo, in questo punto quasi ingabbiato dal cemento e a meno di 1 metro dalle abitazioni. Mi sono spaventata veramente, perché l'acqua era troppo forte, si buttava come una cosa tremenda e l'acqua mi è andata tutta dentro. Sono salita sopra da mia figlia. Perché non potevo... Lei si è rifugiata al piano di sopra? Sì, giustamente l'acqua era troppo alta già ormai. Ho paura che se eventualmente ci sarà un'altra pioggia ancora forte come questa che c'è stata, tipo alluvione, succederà ancora una catastrofe più, perché l'acqua non già dove passare e inonderà dalla casa, da tutte le abitazioni. E mentre si interviene per ripulire le strade non mancano i paradossi, visto che pietre ed asfalto vengono ributtati ancora nel torrente. E a ribadire questo concetto, cioè che la natura si riappropria dei suoi spazi, anche il sindaco di Giarre, Leo Cantarella, che abbiamo sentito. Giarre si lecca le ferite e sono tante. Incominciamo a fare una prima conta dei danni, chiaramente molto difficile perché è stato un territorio che attualmente è in ginocchio. Da qualche anno non viene aggiornato il nostro piano di protezione civile, lo faremo chiaramente al più presto. È stata una promessa che io ho fatto anche a Cocina, che ringrazio come capo della protezione civile di essere stato presente qua. Dobbiamo ragionare non più come i confini, secondo me, ma dobbiamo ragionare come un territorio di 3 comuni che sono Giarre, Mascali e Riposto, dove ci sono delle criticità importanti. Si devono fare dei ragionamenti comuni, ne sono convinto. Quello dei torrenti chiaramente è la natura che si riappropria un'altra volta delle proprie cose, e questo poi alla fine è quello che voglio dire. Adesso però servono gli aiuti. C'è stata una vicinanza e ringrazio tutti i colleghi sindaci di avermi chiamato, di esserci stati, però ora ci vogliono gli aiuti. Noi chiederemo sicuramente uno stato di emergenza condivisa peraltro con i 3 comuni, perché poi questa alluvione si è concentrata proprio con epicentro qua su Giarre, Riposto e Mascali. Il ripetersi di questi eventi catastrofici crea un'emergenza nell'emergenza e i fondi della protezione civile non bastano più. Manlio Viola. Inizia la conta dei danni dopo le alluvioni che hanno colpito la Sicilia dal Catanese fino all'isola di Stromboli. Danni per i quali non ci sono fondi sufficienti, tanto che per Stromboli la Regione chiederà al Consiglio dei Ministri di dichiarare lo stato di emergenza nazionale della durata di 1 anno. Nel Catanese primo sopralluogo del dirigente generale della Protezione Civile Salvo Cocina, che è stato nei territori di Acireale, Riposto, Giarre e Mascali maggiormente colpiti dagli ultimi eventi. Una prima valutazione dei danni ha evidenziato la gravità della situazione. Numerose frane hanno interessato il territorio e centinaia di abitazioni allagate e un centinaio di autovetture sono state distrutte. Vista la gravità della situazione e il ripetersi di questi eventi, adesso si guarda all'Europa. Bisogna che l'Unione Europea assuma delle iniziative valide, efficaci. Abbiamo già istituito un fondo di solidarietà, bisogna che questi interventi diventino strutturali, cioè bisogna che l'Unione Europea sia pronta per affrontare eventualmente questi eventi e dare delle risposte concrete e puntuali. Serve dunque una dotazione europea che guardi ai cambiamenti climatici, perché siccità e alluvioni sono le 2 facce opposte della medesima crisi. I fondi europei devono essere spesi in maniera diretta per far sì che questi opposti problemi, siccità da un lato e alluvione dall'altro, vengano incanalati in un ragionamento di infrastrutture serie e in una normativa che aiuti non nella transizione ideologica, ecologica in maniera ideologica, ma in maniera concreta adatta ai territori. Oggi e domani la Protezione Civile, con l'autorità di bacino competente sui corsi d'acqua, prevede ulteriori sopralluoghi specifici. Cambiamo argomento. A Caltanissetta ci sarà un nuovo processo sul depistaggio per le indagini sulla strage di via D'Amelio. Ancora una volta imputati saranno 4 agenti di polizia. Rita Cinardi. Si apre un nuovo capitolo giudiziario sulla strage di via D'Amelio e ancora una volta saranno processati appartenenti alla Polizia di Stato. Il GUP del Tribunale di Caltanissetta, David Salvucci, ha rinviato a giudizio i poliziotti Giuseppe Di Gangi, Vincenzo Maniscaldi, Angelo Tedesco e Maurizio Zerilli, accusati del reato di depistaggio. Per la procura di Caltanissetta avrebbero mentito deponendo come testi nel processo sul depistaggio delle indagini sulla strage di via D'Amelio, concluso in appello con la prescrizione del reato di calunnia per
3 loro colleghi, Mario Bo, Fabrizio Mattei e Michele Ribaudo, a loro volta accusati di aver indotto Vincenzo Scarantino a fare false dichiarazioni per fare condannare persone che non avevano nulla a che fare con la strage in cui morirono il giudice Paolo Borsellino e 5 agenti della sua scorta. La prima udienza del processo è fissata per il 17 dicembre. I poliziotti, secondo il PM Maurizio Bonaccorso, avrebbero mentito su alcuni punti e sarebbero stati reticenti su altri. I 4 imputati facevano parte del gruppo di indagine Falcone e Borsellino creato all'interno della squadra mobile di Palermo per far luce sulle stragi mafiose del 92. Il PM Maurizio Bonaccorso durante la sua discussione ha parlato di assoluta malafede dei 4 poliziotti ai quali vengono contestati anche i troppi non ricordo pronunciati nel corso delle loro deposizioni. Ci fermiamo, c'è una pausa per la pubblicità, torniamo subito dopo. Per 10 anni una donna di Catania avrebbe costretto la madre a consegnarle con aggressioni e minacce tutta la pensione per giocarsela. La donna, che è affetta da ludopatia, le avrebbe anche in un'occasione puntato un coltello alla gola e avrebbe minacciato di dare fuoco alla casa. In questo caso è stato disposto il divieto di avvicinamento. Fuga di cervelli dalla Sicilia. I giovani studenti sempre più spesso scelgono il nord e l'estero. Via dall'isola un diplomato su 4. Marco Gullà. Fuga dalla Sicilia. No, non è il titolo di un film, bensì una preoccupante sintesi del report del Ministero dell'Università e della Ricerca. Un quarto dei diplomati siciliani opta per le università del centro-nord. Così questa mattina un gruppo di studenti universitari palermitani ha inscenato una manifestazione davanti il Teatro Politeama a Palermo. Tra i motivi della manifestazione, i tagli alle università pubbliche e il gap con gli atenei del nord. Il tessuto economico che non c'è in Sicilia, però si trova comunque nelle altre università italiane, porta giovani, migliaia di studenti ogni anno a partire. Noi da anni chiediamo che vengano fatte delle misure diverse anche dal governo regionale per dare a tutti il diritto a restare in queste terre. Circa uno studente siciliano su 4 ad oggi sceglie ancora di fare l'università fuori, sceglie magari un termine fuorviante, spesso è una scelta obbligata. Finché non ci sarà volontà di investire nell'istruzione nell'università, purtroppo ci continuerà a essere una parte degli studenti che sarà costretta a fare scelte di questo tipo, a abbandonare la propria terra e a vedere violato il proprio diritto a restare. L'esodo giovanile non è un fenomeno recente. Tra il 2000 e il 2024 gli atenei del Mezzogiorno hanno visto diminuire i propri immatricolati del 6%, mentre quelli del centro-nord hanno registrato un aumento del 32%. Tu andresti via dalla Sicilia proprio per andare a studiare magari all'estero o al nord? All'epoca probabilmente l'unica ragione per cui a differenza dei miei soldi rimasi a Palermo era per non essere un'ulteriore spesa sulle spalle dei miei, ma effettivamente l'avrei fatto probabilmente altrimenti, perché effettivamente Palermo ha dei forti limiti. Gli iscritti agli atenei siciliani sono diminuiti di circa 27.000 unità in 12 anni, passando da 138.000 nel 2012 a poco più di 111.000 ad oggi. Si sono perse le tracce di un giovane brasiliano arrivato a Palermo il 28 ottobre. La madre ha lanciato diversi appelli, non avendo più sue notizie. L'unica cosa certa è che Fernando Henrique, un tecnico informatico di 32 anni, residente a Dublino, è arrivato in un B&B di Palermo nei pressi della stazione centrale. Il suo cellulare risulta spento, ha precisato la madre. Il giovane parla solo portoghese e inglese e non parla invece italiano. A Messina scoperti 300 lavoratori irregolari, recuperati 2 milioni di euro di evasione. Francesco Triolo. In totale oltre 300 posizioni di lavoratori irregolari, più di 2 milioni di euro di contribuzione non versata recuperata. A Messina la sinergia tra Guardia di Finanza ed INPS ha portato ad un'operazione di verifica congiunta con controlli negli esercizi pubblici, nei luoghi ad alta vocazione turistica, aziende agricole, case di riposo, autolavaggi, commercio e produzione per conto terzi. In totale sono state 56 le ispezioni effettuate dagli agenti delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale, dagli ispettori dell'Istituto di Previdenza, da cui sono emersi 115 lavoratori in nero con diversi provvedimenti di sospensione dell'attività imprenditoriale per l'utilizzo di manodopera non in regola. Diversi anche i lavoratori denunciati perché contestualmente e indebitamente percepivano l'indennità mensile di disoccupazione, la cosiddetta NASPI, e redditi di inclusione.
I numeri testimoniano lo sforzo profuso dall'INPS insieme con la Guardia di Finanza per contrastare sempre più frequenti fenomeni di lavoro in nero irregolare presenti sul territorio messinese. Pensiamo che l'anno scorso più dell'80% delle ispezioni effettuate ha avuto esito positivo, quindi abbiamo riscontrato in effetti delle irregolarità. Gli accertamenti in tema di somministrazione d'appalti illeciti hanno consentito inoltre di accertare la presenza di oltre 200 lavoratori in posizione irregolare o illecita, con un recupero contributivo stimato di oltre 2 milioni di euro a favore delle casse della previdenza pubblica. A supportare finanze INPS anche l'ASP di Messina, che nell'ambito dei controlli, soprattutto sulla Riviera Nord, ha sequestrato oltre 40 kg di alimenti per cattivo stato di conservazione e denunciato penalmente i titolari per frode nell'esercizio del commercio, perché è stata riscontrata la somministrazione di prodotti surgelati spacciati per freschi. Pubblicità, torniamo tra pochissimo. A Gela il maestro Uto Ughi ha incantato i giovani. Vediamo il servizio. Il racconto della musica classica si fa intenso e diretto attraverso la voce e il violino del maestro Uto Ughi. Il violinista, considerato tra i numeri 1 al mondo, si è esibito in un concerto lezione che ha avuto 2 momenti topici: l'incontro con gli studenti delle scuole medie superiori al mattino e il concerto per la città in serata. Il doppio evento, promosso dalla Fondazione Uto Ughi e sostenuto da Eni, nasce e si sviluppa nell'ambito del progetto Uto Ughi per i giovani, pensato per avvicinare le nuove generazioni alla musica classica e a valorizzare i talenti emergenti. I giovani devono conoscere una miniera sterminata di capolavori che potrebbe dare gioia a milioni di giovani e che finora è stata un po' disattesa perché non c'era insegnamento di musica nelle scuole. E così, prima del concerto serale, Ughi, accompagnato dall'Orchestra Sinfonica Siciliana e gli Archi Ensemble, ha tenuto una speciale sessione di prove a porte aperte, durante la quale ha introdotto le 4 stagioni di Antonio Vivaldi. Vivaldi aveva intenzione di spiegare le fasi delle stagioni con sonetti scritti da lui. Non ha pretese letterarie, non è Dante Alighieri, però è un grandissimo musicista che si divertiva a spiegare la musica attraverso le immagini. La giornata si è conclusa con il concerto aperto a tutta la cittadinanza nella suggestiva atmosfera della Chiesa Madre. Il maestro ha letto e commentato i sonetti vivaldiani che precedono ogni concerto di Vivaldi, riportando in vita il legame tra testo e musica e regalando ai presenti l'emozione di una serata unica in cui la musica è diventata linguaggio di bellezza e speranza. È tutto, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.